amici spettatori, Aldino Liotta per il secondo impegno stagionale, per il secondo impegno di oggi tra l'Under 17 del Comitato Provinciale di Bolzano e il Comitato Regionale Veneto. Di seguito leggiamo le formazioni della gara. Per gli altoatesini in porta Bresolin, in campo Spitaler, Pren, Bonato, Esmail, Larker, Meraner, Tainer, Singer, Enteregger e Baigora. Per quanto riguarda la formazione veneta invece tra i pali Corrà e in campo Battagliotto, Cherubin, Drigo, Gianeselli, Mustafa, Nardo, Romanin, Rubinetto, Tessariol e Visentin. A quanto pare durano 40 minuti i tempi. 40 minuti. Ricordiamo che il tempo della gara che sta per iniziare sarà di 40 minuti per il primo tempo e 40 il secondo. Mi hanno detto 40 sotto. Andiamo a salutare Emiliano. Dai! Anche di là, via, guarda qua, dai, ci stanno aspettando. Vai, ciao. Ricordiamo che la prima gara di oggi tra le due formazioni Under 15 si è conclusa sul punteggio di 1-1, i gol decisivi di Presotto per i veneti, di Da Cortivo per gli altoatesini. Gara emozionante, piena di intensità, di determinazione da ambo le parti. È stata davvero una gara avvincente ed emozionante e l'auspicio è che tutte le gare siano così, per divertirci per tutto il giorno. Questo è il rotocalco sportivo, questa è già la seconda gara delle 4 che seguiremo in diretta qui sui canali della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia su YouTube. La prima disputatasi alle 9:30 tra le due formazioni Under 15 ha registrato addirittura 1860 spettatori e noi non possiamo fare altro che ringraziarvi per averci seguito, con l'auspicio che continuerete a seguirci anche per le altre 3 gare su YouTube. Sta per iniziare la sfida. Primo pallone manovrato da Visentin, l'uomo più atteso di oggi visti i 19 gol negli allievi Elite Under 17. È iniziata la partita, primo pallone manovrati dai veneti. Battagliotto, Cherubin, subito lo scontro tra Gianeselli e l'avversario.
Attenzione, qui si accentra sul sinistro, poi la palla per il numero 17. Rischia qualcosina a Tessariol, poi allontana via. Concede il possesso ai Bolzanini, che si rifugiano dietro da Bresolin. Portiere titolare degli allievi nazionali della Virtus Bolzano, che ha registrato anche qualche convocazione con la prima squadrina eccellenza. Dall'altra parte invece Elia Corrà, che con il Mestre milita nel campionato allievi regionale Under 17, ma anche lui ha registrato qualche presenza in prima squadra nella categoria nazionale Under 19 con la sua squadra. Rischia qualcosina qui Tessariol. Battagliotto, Romanin, cresciuto nel vivaio dell'Udinese, la palla per Rubinetto, anticipato però, il controllo è stato un po' difettoso. Intanto scappa via il numero 8 azzurro che va a servire Tainer, anticipato. Di fatto solo 0-8, solo giocatori classe 2008 convocati nelle due formazioni, solamente un 2009 per gli azzurri. Il numero 9 Marcus Dustin al momento in panchina, vedremo se ci sarà spazio anche per lui nella seconda frazione di gara. Capitano Spitaler con la rimessa lunga, spazzata via poi dalla difesa. Spitaler ancora a lottare con Cherubin, si prende la rimessa. Baigora fermato dall'altro numero 17 Romanin. Baigora per Nardo, anzi per Pren. Spitaler. Attenzione, qui rischia qualcosa la difesa bolzanina. La pressione di Samuel Mustafa. Il rivio lungo di Bresolin. Meraner ce l'ha sul destro, la palla in mezzo per Tainer che gli rimane sul sinistro. Palla allontanata, controllata dal numero 8 che va direttamente in porta. La difesa però respinge la conclusione di Larker. La rimane lì, non la controlla bene il Veneto. E ancora palla in possesso degli azzurri. Corrà. Romanini in avanti, passaggio però impreciso. Gianeselli, Nardo, il lancio lungo di Tessariol direttamente a cercare la fascia sinistra. Prova a mettere la palla in mezzo qui Gianeselli, ma non controlla in maniera proprio impeccabile il pallone che finisce sul fondo. Bresolin. Non lo so. Non ho idea. Attenzione qui la pressione di Cherubin a disturbare gli avversari, che però riescono a ripartire ma spazzano via questo pallone non gestendolo in maniera adeguata. Corrà lo fa suo. Lia Corrà classe 2008, abbiamo detto prima, portiere titolare con gli allievi regionali Under 17 e gli allievi nazionali Under 19. Ha registrato qualche convocazione nella categoria superiore. Il lancio lungo del numero 17 a cercare Mustafa. C'era sul sinistro e supera Bresolin con un sinistro preciso che buca l'estremo difensore avversario e va ad insaccarsi in rete. E a sesto minuto il Veneto è avanti con la rete di Samuel Mustafa. Aveva già creato qualche pericolo nella corsia centrale.
e adesso ha trovato la rete quando siamo al 6° minuto di gara. Comunque Veneti subito in vantaggio, gara già diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima tra le formazioni under 15. A portarsi prima in vantaggio è stato il Bolzano, il pareggio che poi è arrivato nelle battute finali della gara da parte del Veneto. Invece adesso a stappare, a sbloccare la partita è la formazione veneta. Per ritrovarsi in vantaggio sono gli altoatesini, in svantaggio scusate sono gli altoatesini. Visentin trattenuto nettamente. Romanin, Tessariol, Battagliotto, capitano sventaglia sulla fascia sinistra, viene anticipato da Singer, colpo di testa di Singer. Cherubin prova a gestire questo pallone, viene spinto via da Bonato che con esperienza si prende la rimessa laterale. Si aspettava forse un fischio il numero 5 Veneto, che però non è arrivato. Balzano prende qualche metro guadagnandosi un'altra rimessa laterale. Il lancio in avanti, Nardo qui si era rifugiato dal proprio portiere ma ha preso uno spintone netto. Dunque calcio di punizione per i veneti. Ricordiamo il punteggio vede avanti il Veneto di un gol, la rete di Samuel Mustafa, il numero 13, sinistro preciso che ha bucato estremo difensore avversario. Il lancio lungo per il numero 5 che cerca lo scatto di Romanin, disturbato e sbilanciato dall'avversario. Ha qualcosa da rimproverare ai suoi giocatori Manuel Obrist, allenatore, selezionatore meglio, degli altoatesini, mentre invece può ritenersi soddisfatto e sembra abbastanza soddisfatto Iman Rossetto, selezionatore dei veneti. Il rinvio lungo di Bresolin, ottimo il controllo di Meraner, prende un colpo Meraner, c'è il vantaggio. Baigorà cerca addirittura il destro, ottima la parata di Corrà che se la ritrova lì e ingloba il pallone. Battagliotto, Cherubin, ancora Battagliotto, il lancio lungo del numero 2, si alza il campanile e lottano i giocatori di entrambe le squadre per accaparrarsi il possesso. Poi va a disturbare Gianeselli che si prende i complimenti da parte del proprio mister, dalla propria panchina, per arringare i suoi, per chiedere ancora più pressione, ancora più intensità da parte dei propri giocatori che sono entrati bene in gara. È stato ottimo l'approccio del Veneto che si è portato subito in vantaggio. Già aveva creato qualcosina di pericoloso nell'area avversaria poco prima. Poi è arrivata la rete dell'1-0 di Mustafa. Sicuramente la difesa non era proprio ben messa e non ha arginato bene l'inserimento del numero 13 che poi ha bucato Bresolin, che non l'ha potuto, ha provato a uscire ma non l'ha potuto, sul sinistro che l'ha trafitto, del numero 13 Veneto. La palla in mezzo, Bresolin sicuro. Rischia di uscire fuori dalla propria area di rigore per rinviare il più velocemente possibile. Se la prende un po' con i propri compagni,
che non si sono fatti trovare pronti. Larker. Singer direttamente da Meraner. Attenzione qui alla velocità di Esmail, che viene atterrato, si prende un ottimo calcio di punizione. Protesta la formazione veneta, in particolare Tessariollo, che è convinto di non aver toccato l'avversario, di non aver commesso fallo. Forse l'arbitro è stato ingannato. Dall'avversario, che ha accentuato un po' il contatto. Siamo all'inizio del 12° minuto di gioco. 1-0 in favore del Veneto. Il gol di Mustafa ha portato in vantaggi suoi. Rossetto cerca di dare indicazione al proprio portiere come disporsi in attesa di questo calcio di punizione che batterà Meraner. Alla fine fa la finta, è uno schema. Attenzione l'inserimento di Meraner, il difensore però allontana, poi la palla in mezzo, ancora allontanata la sfera, e attenzione adesso al contropiede del Veneto, ha provato a partire Cherubin, si prende comunque un'ottima rimessa laterale. È stata brava la formazione altoatesina a scongiurare eventuali rischi, eventuali scorribande dei veneti, già in vantaggio di un gol. Sicuramente un raddoppio avrebbe un po' tagliato le gambe ai giocatori in maglia azzurra, che sembrano essersi ripresi dopo aver subito il primo gol, non sembrano aver subito il contraccolpo psicologico. Infatti qui Meraner cerca di mandare in avanti, cerca di mandare in porta Tainer, ma la palla è lunga. Gianeselli, Drigo, attenzione alla velocità qui di Rubinetto, che era però in fuorigioco. Scusate, Mustafa, ancora Samuel Mustafa a rendersi pericoloso. Ottima la combinazione qui tra il numero 13 e il numero 20 Visentin. L'1-2 l'aveva poi servito il numero 20, ma colui che ha realizzato il primo gol era in posizione di offside e dunque il guardaline ha alzato la bandierina e l'arbitro ha fermato il gioco. Larker, bene Larker, prende metri Larker, poi attenzione perché ha visto l'inserimento di Miner. E il gol della formazione altoatesina, il gol del pareggio è arrivato già al 14° minuto. Ha segnato, scusate, Baigorà, non Tainer come avevamo detto, che ha bucato con un sinistro giro Corrà, che sicuramente era uscito bene, ma l'intervento non è stato proprio impeccabile, è stato abbastanza morbido del numero 1 Veneto, ed è arrivato meritatamente il pareggio degli altoatesini, che prima hanno rischiato di prendere un contropiede dai veneti, fermato poi dal guardaline che ha alzato la bandierina, e adesso si sono ritrovati a pareggiare i conti. Palla avanti verso Cherubin, difesa però gestisce bene questo pallone. Bresolin rischia qualcosa, Singer, la palla in avanti, fermato poi Drigo ancora a combinare con Mustafa, fermato anche stavolta. Tanta intensità, tanta qualità da ambo le parti. Attenzione Visentin, che è un bomber di razza, l'abbiamo detto prima. Attenzione qui, poi vi leggeremo le sue statistiche di quest'anno. Si prende il calcio di punizione il Veneto. Giovanni Visentin, attaccante del Treviso, negli allievi Elite Under 17 ha segnato la bellezza di 19 reti. Sicuramente il giocatore di più qualità della sua squadra, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Vanta tanta qualità e tanto fiuto del gol. Calcio di punizione in favore del Veneto.
calcio di punizione direttamente in porta di Cherubin. Poteva sicuramente fare meglio, non si è capito se la sua intenzione fosse quella di calciare in porta o di scodellare in mezzo. In ogni caso l'esecuzione è stata pessima e dunque può ripartire dal proprio portiere la formazione bolzanina. Lo scarico, poi Spitaler, che grinta da parte di Spitaler e di Mattia Romanin, vivaio dell'Udinese, l'abbiamo detto prima, sicuramente un altro giocatore di estrema qualità e di grande prospettiva per quanto riguarda la sua formazione. Cerca di partire in avanti il Veneto, Visentin di testa, cerca la sponda per Cherubin, viene anticipato dalla difesa, poi riparte ancora la formazione bolzanina da Bresolin, se la lascia rimbalzare davanti il Romanin che poi salta e Ismail anzi ha provato a saltarlo con un sombrero ma ha concesso rimessa laterale. Siamo al 17° minuto di gioco di questo primo tempo della gara Under 17 fra Bolzano e Veneto. Spitaler avanti verso Ismail, rischia qualcosina qui la difesa, poi la palla viene spazzata. L'Archer ha provato a controllare ma rischia di causare un contropiede. Botta violentissima. Presa da un giocatore del Veneto. Se non erro Visentin, infatti nel tentativo di rinviare. Anzi Visentin è qui sotto. Se fosse Mustafa è stato preso in pieno dall'avversario. Ne approfittano le due squadre per un mini cooling break, viste anche le alte temperature di oggi e visto il sole forte. Sicuramente una boccata d'aria fresca non fa bene, non fa mai male. Era Tommaso Rubinetto che riceve applausi dai propri compagni, dalle altre formazioni giovanili presenti sugli spalti del Dino Liotta. Ha preso una bella botta qui, sembra avere problemi all'orecchio, speriamo sia tutto a posto per il numero 18 che lascia momentaneamente i suoi in 10. L'auspicio possa rientrare il prima possibile. Il direttore di gara glielo permette. Tainer avanti da Baigora che non controlla bene. Lancia in avanti proprio a cercare il Rubinetto, anzi Visentin che commette fallo. C'era Cherubin in agguato. Tentativo di accaparrarsi questo pallone, non è riuscito nella sua intenzione. Bresolin, siamo al 20° di gioco, punteggio di 1-1. Baigora per i bolzanini, scusate. Mustafa per i veneti. Spitaler lotta con Cherubin per prendersi il pallone, poi il Rubinetto passa, sembra aver superato la botta presa prima, poi Visentin va a disturbare la difesa avversaria ma Bresolin fa sul pallone. Capirete se sbaglio qualche nome, ma purtroppo la distinta è arrivata poco prima del fischio di inizio della gara, dunque memorizzare i nomi dei 22 giocatori in campo non è sicuramente semplice, soprattutto in queste categorie e soprattutto quando riguarda giocatori giovani. Quindi chiedo scusa se sbaglio qualche nome ogni tanto. Fuori gioco di Cherubin
Dalla postazione non sembrava così netto, anzi ho anche qualche dubbio che fosse in offside il numero 5 Veneto. Enrico, batti tu lì. Enrico, vieni qua, batti tu. Vieni alla testa, vieni alla testa. Capitano Timo Spitaler invita il proprio portiere a battere questo calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore. Lancio lungo, bene il tocco di Esmail, poi la difesa spazza via ancora una volta. Visentin di petto, bellissima intensità. Esmail va a puntare il rubinetto, poi viene disturbato da Romanin, grande esperienza, cerca di levargli il pallone ma non riesce. Poi Ismail va in mezzo ma la palla viene bloccata in maniera efficace da Corrà. Abbiamo detto un po' morbido sul gol subito, sicuramente la conclusione era potente da parte di Pegorà, oltre che precisa ma sicuramente non irresistibile. Qui Bonato usa un po' troppo le mani su Visentin, concede il calcio di punizione. Il direttore di gara rimprovera verbalmente il numero 6 altoatesino e fa capire che punirà ogni contatto di questo tipo. Ogni qualvolta che vedrà mani sulle schiene degli avversari fischierà il calcio di punizione in favore della squadra che attacca. Qui Tessariol cerca di scavalcare la barriera, magari eseguendo qualche schema, ma l'esecuzione non è perfetta. Ancora Tessariol a recuperare palla in difesa, a riproporre in avanti per Visentin che sembrava in posizione regolare. C'era Spitaler forse a tenerlo in gioco, in ogni caso la palla è lunga e Bresolin la spazza via quando si riparte già dall'altra parte. Partita movimentata. Esmail lotta contro Tessariol, poi la palla in mezzo, allontanata. Mustafa è tutto solo, c'è Visentin qualche metro avanti, prova a servirlo, salta da due avversari, salta il terzo Mustafa, poi ritorna alla difesa bolzanina. Tessariol per Cherubin, chiama ancora palla, anzi il rubinetto. Cherubin in mezzo, Spitaler in angolo. Chiama lo schema Ivan Rossetto, allenatore dei Veneti. La palla in mezzo, schiaccia troppo qui il capitano Battagliotto, che aveva impattato bene la sfera ma ha schiacciato troppo. La palla è rimbalzata fuori dallo specchio della porta difesa da Bresolin, ma grande occasione e schema direi perfettamente riuscito dal Veneto. Peccato per l'esecuzione che non sia stata impeccabile. Prende per Bonato che lancia lunga a cercare Ismail, la fa rimbalzare qui Romanin, poi Cherubin, ottimo il controllo, prende un colpo da Spitaler, non per l'arbitro, che però concede rimessa al Veneto. Decisione un po' strana, o è fallo chiaramente o è rimessa laterale dei Bolzanini. L'arbitro sceglie una via di mezzo e concede fallo laterale ai Veneti. Visentin, rubinetto, cerca di andare avanti ma viene fermato. Ismail, lottano qui il capitano Battagliotto e Tainer. Si prende il fallo il capitano Veneto, che poi predica calma. Cherubin che è stato nettamente trattenuto dal numero 5 avversario Max Pren. Intanto si gira bene qui il rubinetto, la palla per Cherubin, prova a saltare l'avversario. Cherubin va in mezzo, la palla sporcata dal difensore altoatesino, infatti Bresolin è costretto a raccogliere la sfera ed evitare il corner.
Lunghissimo Bresolin direttamente dalle parti dell'area di rigore avversaria, rischia qui Gianeselli, forse convinto che ci fosse qualcuno dietro, concesso un calcio d'angolo sicuramente non necessario e ha regalato un ottimo possesso agli altoatesini che hanno l'occasione di completare la rimonta da questo corner. La palla arriva verso il secondo palo, ma esce anche abbondantemente. Impressione comunque che fosse uscito bene, corra a coprire il palo, ad evitare una traiettoria velenosa. Battaiotto. Avanti Mustafa, la sponda per Visentin, ancora Mustafa, ottimo il tocco col sinistro, delizioso. Poi Drigo va direttamente da Cherubin che ce l'ha sul destro, va in mezzo, si prende l'ennesimo corner. Jacopo Cherubin, ottima gara da parte sua, tanta spinta sulla fascia destra. E altro corner per i veneti. Si passa da una parte all'altra del campo in un non nulla in questa gara. Intensità elevatissima e siamo ancora al 28esimo del primo tempo, pensate. Già punteggio fissato sull'1-1. Drigo a battere col suo sinistro questo corner. La palla ancora dalle parti di Battaiotto, che ancora una volta non centra lo specchio della porta e ci va più vicino rispetto a prima. Impatta ancora una volta bene il pallone, ma non c'entra lo specchio della porta difesa da Bresolin. Però era ottimo lo schema, ancora una volta è riuscito. Battaiotto è scappato via dalle marcature della difesa avversaria, che forse dovrebbe stare un po' più attenta visti i pericoli che può creare il numero 2 Veneto. E già il secondo corner di fila in cui succede, la palla lunga intanto a cercare Esmail. Interregger alza il campanile a cercare Meraner, arriva prima Corrà. Battaiotto va a lungo, cercare Visentin, anticipato da Pren. Romanin va da Visentin che si gira col destro, scivola però, poi Cherubin va a disturbare l'avversario e si prende la rimessa laterale, risultando anche in faccia a Spitaler. Tanta garra da parte del numero 5 Veneto e grande spettacolo in questa partita, così come in quella precedente, che chiaramente potrete riguardare sui nostri canali, sul nostro canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, la gara Under 15 tra Bolzano e Veneto. Esmail via dietro da Pren che spazza via senza fronzoli, poi Battaiotto da allontanare, Esmail anticipato, si riparte da Bresolin, lottano i giocatori, poi Tyner passa. Attenzione, qui si rende pericoloso, la palla per Esmail, lo argina in maniera perfetta qui Romanin. Mattia Romanin sta dimostrando la grande qualità che ci aspettavamo, giocatore cresciuto nel vivaio dell'Udinese, non a caso, dimostrando davvero grande solidità. Bonato intanto, colpo di testa quasi agevola il controllo un po' difettoso di Mustafa, che comunque si prende una buona rimessa laterale.
Mustafa che ha sbloccato il risultato poco fa, ricordiamo, anzi a inizio partita, al quinto minuto, sono passati ormai 25 minuti, ma l'intensità fa in modo che questa partita veramente scorra in maniera veloce. Cherubin a battere con il suo destro dall'angolo sinistro. Attenzione ovviamente a Battaiotto, stavolta la palla va sul primo palo, poi proprio Battaiotto ci arriva. Prima lo schema era di cercare sul secondo palo Battaiotto, stavolta è stato battuto anche un po' male il corner, l'ha rimpallato la difesa azzurra, la palla casualmente è arrivata a Battaiotto che in spaccata ha provato a riproporre in avanti per Visentin, che però davanti il portiere non si è fatto trovare pronto l'appuntamento col pallone. E peccato, perché questa è una grande occasione per il Veneto, che aveva avuto l'opportunità di riportarsi in vantaggio, ancora una volta pericolosissimo Pietro Battaiotto, il suo capitano. Meraner, se la sposta sul sinistro Meraner, va dentro. Tessarioli in angolo. Vice capitano Tessarioli. Tutti dentro l'area di rigore del Veneto, giocatori in maglia rossa, solamente Visentin fuori, controllato da 3 difensori avversari. Battuto corto questo corner, la palla rimane possesso del Bolzano. Ancora Meraner, col suo sinistro dentro, la palla rimane lì, poi ci pensa 2 volte prima di spazzarla. Larker direttamente da Meraner che spazza via questo pallone. L'intenzione probabilmente era quella di concludere verso la porta, ma l'esecuzione è stata pessima e dunque si riparte da Corrà. La palla verso Visentin, anticipato da Bonato, che usa un po' le mani, stavolta però l'arbitro non lo punisce, poi cadono a terra 2 giocatori, alla fine controllare il pallone Drigo, attenzione perché Cherubin l'ha stoppata bene, aveva concluso verso la porta, anche se il pallone è sibilato accanto al primo palo difeso da Bresolin, ma il guardalino ha alzato la bandierina, dunque nulla di fatto, peccato però, perché aveva costruito molto bene il Veneto. Il direttore di gara qui va a rimproverare Battaiotto. L'allenatore minaccia il proprio numero 19 di rimuoverlo dal campo nel caso in cui continuino le proteste. Ancora rimessa laterale per il Bolzano, non ha ricevuto molti palloni Visentin, se non quello di poco fa, gentilmente offerto da Battaiotto su corner. Qui liscia la difesa del Veneto e rischia qualcosa, poi Battaiotto prende il primo cartellino giallo di questa sfida per aver attirato Baigorà. Intervento ruvido del capitano dei Veneti, che chiaramente va a chiedere subito scusa all'avversario e va a sincerarsi delle condizioni. Si rialza adesso l'autore del gol del pareggio. Lo schema, Meraner ce l'ha sul destro, calcia in porta, la difesa a respingere, poi Tessariol cerca di spazzarla via, ma la palla è ancora
in possesso del numero 10 Meraner, che si prende un buon calcio d'angolo e Bolzano ci sta provando a riportarsi in vantaggio, anzi a completare la rimonta, dato che il primo gol è stato siglato da Mustafa, dal Veneto. La palla in mezzo, non arriva l'Archer, poi la palla rimane lì, attenzione, il lancio verso Visentin che non ci arriva, la palla viene recuperata da Drigo, attenzione qui, scivolata dura del difensore bolzanino ma assolutamente regolare, e attenzione alla conclusione del numero 17 che poi scivola dai guantoni di Corrà e per poco non si insacca in porta. Fortunatamente arriva puntuale l'intervento del difensore che concede corner ai bolzanini, ma ha rischiato qui Corrà. Presa non sicura su un tiro sicuramente non irresistibile di Baigorà, che ha provato a ripetersi. La palla in mezzo, passata via da Drigo, prova a controllarla a Rubinetto, anzi Tessariol, poi viene spazzata via, troppo lunga per arrivarci per Visentin. Rossetto chiede a Visentin di non correre inutilmente, di non andare a pressare fino in fondo gli avversari quando non ci sono altri uomini e non ci sono possibilità di creare pericoli nell'area avversaria. Passaggio un po' impreciso del numero 8 Larker, destinato al portiere, poi riparte da Bonato, Interegger da Pren, c'è Spitale largo che si fa vedere, eccolo servito, la palla sembrava uscita, poi lottano i due giocatori, adesso sì che è uscita ed è in favore del Veneto. Romanina a battere, cercare Visentin, qui trattenuto abbastanza da Pren che addirittura voleva il fallo da parte di Visentin, da trattenere onestamente sembrava lui. Manca sempre meno alla fine del primo tempo, siamo al 38esimo di gara. Bonato, adesso sì che Rossetto chiede a Visentin di correre e di pressare gli avversari, di disturbarli, sperando nell'errore degli altoatesini. Larker, Bonato va a lungo, il colpo di testa ad allontanare del Veneto, poi Visentin le tiene in campo, brutto intervento punito dal direttore di gara nei confronti di Singer, brutto fallo da parte sua nei confronti di Rubinetto, Tommaso Rubinetto. Centrocampista degli allievi elite del Belluno, che vanta anche qualche presenza in eccellenza con la sua squadra. La palla dentro a cercare Tessariol, rimane lì, arriva puntuale il portiere Larker, disturbato da Drigo, c'è tutto solo Romanin, cerca il pallone in profondità per Mustafa, troppo lungo, Bresolin lo fa suo. Corrà, dritto rimessa laterale. Esmail stavolta si è fatto trovare nella fascia opposta, incredibile giocata di Esmail, che poi va con un cross che si rivela velenoso e che Corrà per sicurezza respinge in corner. Bella giocata però da Esmail, che era quasi scivolato, con la Veronica è riuscita a riportarsela sul sinistro e l'ha messa in mezzo. Ha preso un buon corner, visto un po' l'indecisione di Corrà. La palla in mezzo, l'uscita di Corrà, quasi si è scontrato con il suo stesso difensore. Poi il tiro del numero 14 e la conclusione in fuorigioco
di Pren. Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Come abbiamo detto, le due frazioni di questa gara Under 17 sarebbero durate 40 minuti ed ecco infatti che ci avviciniamo sempre di più alla conclusione. Attenzione qui a Romanin che va avanti, la palla in mezzo, respinta col tacco addirittura dalla difesa del Bolzano, poi a riproporla in avanti è Rubinetto che trova Cherubin in posizione però di fuorigioco. Il direttore di gara dice che va bene così e questa prima frazione tra Bolzano e Veneto, punteggio ricordiamo fissato sull'1-1, il gol di Baigorà per il Bolzano e il gol di Mustafa al quinto minuto per il Veneto. Ci risentiamo per la ripresa.
È arrivato. Siamo pronti per ripartire, non ci sono stati cambi nelle due formazioni, quella veneta e in quella bolzanina. Ricordiamo il risultato fissato sul punteggio di 1-1.
Punteggio, ricordiamo, di 2-1 in favore del Veneto. I gol di Mustafa e Visentin, i giocatori in divisa rossa. I gol di Baigora invece per gli avversari, per gli altoatesini. Esmaili intanto in mezzo, rischia qualcosa qui Romanin, esce bene Corrà. Trovata sfera da Mognetti, Visentin si gira bene, vince un duello, cerca di vincere anche l'altro. Direttore di gara non fischia un fallo che sembrava abbastanza netto. Un conto era concedere il vantaggio, ma non fischierà addirittura il fallo. Almeno da quello che vediamo in tribuna stampa non sembrava proprio la decisione giusta. Spitaler per l'Archer, ci prova da distanza siderale. Corrà blocca. Attenzione perché è ripartito il Veneto, cercato l'inserimento per vie centrali di Mustafa, anticipato però poi Sombrero addirittura da parte di Tessariol. Drigo anticipato dall'intervento di Singer. Gianeselli, siamo al 12° della ripresa, ricordiamo il tempo durerà 40 minuti. La palla per Visentin, sporcata da Ismail. Bresolin va sul sicuro e scarica il pallone a Bren. La palla lunga verso Baigora, autore del gol del momentaneo pareggio altoatesino. C'è un altro cambio per i veneti. Esce Cherubin che ha corso davvero tanto, messo una quantità enorme. Al suo posto Giovanni Fanocchi con la maglia numero 8. Gol per lui quest'anno, per l'attaccante militante nell'Ongare Castagnero. Ovviamente anche per lui categoria allievi elite. Cerca di manovrare in avanti il Bolzano ma viene fermato. Visentin poi prova a creare qualcosa, fermato ancora da Meraner. Mister Rossetto chiede ai suoi di non accelerare troppo i tempi, di giocare con calma, utilizzando la testa, essere ragionevoli, ad evitare di regalare palloni che possono poi rivelarsi insidiosi agli altoatesini. Sostituzione per il Bolzano, esce Interegger, al suo posto Matteo Ruzzu. Non si è visto molto Interegger, ha toccato pochi palloni e non si è mai reso pericoloso. L'atleta militante nel Milan, categoria juniores.
chiaramente under 19, livello provinciale. Qui lottano a metà campo i giocatori, alla fine ad averla meglio la formazione altoatesina. Ottimo lo stop. Meraner, Spitaler, ancora Meraner, combinano i giocatori, ancora Meraner, fermato dall'ottimo intervento di Romanin. Spitaler, palla in avanti, cerca di arrivare prima, poi rischia qualcosina a Battagliotto. E da solo qui Fanocchi può scappare sulla fascia sinistra. Fanocchi, ecco che salta un altro avversario, poi viene fermato dalla scivolata dura ma regolare di Singer. Pronto a cambiare ancora la formazione veneta. Pronto a entrare Kevin Casanova. Al posto di Vicentin. Decisivo tuttora il suo gol. Stagione da ricordare per il numero 20 Veneto, che ne ha messi dentro 19 nella categoria allievi elite, e che si è tolto anche la soddisfazione di segnare nel torneo delle regioni. Gianeseli a battere la rimessa, proprio a cercare Casanova, chiamata in causa per la prima volta. Si prende una buona punizione. Pronto a battere Drigo con il suo sinistro, insieme ovviamente al numero 2 Battagliotto, anzi che si è fermato sulla metà campo. Battagliotto, nonostante si sia reso e abbia dimostrato di essere l'uomo più pericoloso dei suoi nei calci piazzati, ha preferito rimanere in difesa, onde evitare scorribande avversari, onde evitare di subire il gol del pareggio. In questo momento i 3 punti peserebbero davvero tantissimo per la formazione veneta. Tanto è entrato poco fa Marcus Dustin per gli altoatesini, l'abbiamo detto all'inizio della gara, è di fatto l'unico 2009 nei 40 giocatori presenti in distinta nelle 2 compagini, quindi il giocatore più giovane adesso, dopo aver ottenuto la convocazione. Giocare qualche minuto. Mustafa qui va a travolgere l'avversario, aiutato da Mognetti, poi la palla viene messa fuori. È rimasto a terra un avversario. Siamo al 19esimo della ripresa, a metà, visto che il secondo tempo durerà 40 minuti, così come il primo, che ha avuto un solo minuto di recupero. Ricordiamo il risultato di 2-1 per il Veneto. In gol Mustafa Samuel e Giovanni Vicentin, mentre invece per il Bolzano la rete di Baigora.
Allora già le cambiamo. Esce l'Archer, vediamo chi entrerà al suo posto, accompagnato in panchina dallo staff medico. Aveva preso un colpo, speriamo ovviamente non sia nulla di grave per il numero 8 altoatesino. Pronto a entrare Franio Osanna con la maglia numero 19. Viene riconsegnata la palla al Veneto. Gianeselli rischia qualcosa qui, ma si libera con tanta classe Nardo, poi sguscia via 2 volte addirittura Fanocchi, che poi cerca l'inserimento di Mustafa, che per poco non arriva sul pallone, anticipato dall'uscita puntuale di Bresolin. Rimessa laterale per il Veneto. La palla in avanti, spinto Bren da Casanova, e dunque calcio di punizione per i Bolzanini. Bren, Bonato, ancora Bren, ritmi blandi in questa ripresa, questa gara under 17 fra Bolzano e Veneto. Ricordiamo ancora punteggio di 2-1 in favore dei giocatori con la divisa rossa. Decisivo il gol di Visentin. Ismail qui passa 2 volte, prende un colpo, poi la palla rimane lì, colpendo proprio Ismail. Attenzione qui a Meraner, che ha provato a sgusciare via, poi lo stesso Meraner va a disturbare il rinvio avversario con Rafa sul pallone. Il lancio lungo di Corrà. Bren, Bonato, scambiano i 2 centrali difensivi. Ruzzu, Osanna, ancora Bonato, prende qualche metro, cerca l'inserimento del proprio compagno, poi Meraner a recuperare il pallone, sguscia via Meraner, fermato, poi il rinvio, gestito bene da Corrà, che blocca il pallone in 2 tempi. Spitaler di testa da Bresolin. Bonato, Bren, ancora Bonato, riparte dal basso il Bolzano, che pian piano prende qualche metro. Ismail disturbato da Gianeselli,
Poi Casanova, attenzione, in mezzo a tante maglie azzurre, cerca l'inserimento di qualche compagno, cerca di scaricarla fra le linee a Mognetti, ma la difesa è brava, capisce tutto e concede rimessa laterale. Il cambio da ambo le parti. Pronto a entrare Cavalletto per i veneti. È pronto a entrare Yannick Gasser per gli altoatesini. Esce Mattia Romanin per fare spazio a Ettore Cavalletto. Esce invece Noah Singer per il Bolzano, dunque cambi praticamente sulla stessa fascia. Rischia qualcosa qui la difesa, lasciando ampio spazio al Veneto. Poi la conclusione col destro da parte di Fanocchi, che però esce e non di poco. Quando batti le rimesse, dopo non devi stare altre ore, devi metterti in posizioni subito, hai capito? Non troppo, bravo Caso, vieni Caso, no Dino! Dove vai? Va bene, andiamo avanti, va bene, dove vai? Gianneselli in avanti a cercare Casanova, che si ritrova praticamente in un sandwich, circondato da due maglie azzurre. Infatti riconquistano palla. Attenzione qui alla sponda per Baigora, che va dietro da Spitaler. Brenda Bonato. Stanno pian pianino allungando le squadre, soprattutto il Bolzano qui. Rico dà un colpo a Ruzzu, che si prende la calcio di punizione. Calcio di punizione battuto da Baigora, che va direttamente in porta. Sicura la presa di Corrà. Mustafa si allunga il pallone, poi butta giù il numero 18 avversario Ruzzu, che qui si immola e fa una grandissima cosa, perché era partito Mustafa e si sa che arginare il numero 13 Veneto non è sicuramente una cosa semplice. Intanto è pronto a entrare il numero 20 Prosch. Esce proprio Baigora, autore del gol del momentaneo 1-1. Adesso dobbiamo essere attenti, Brenna avanti, palla allontanata via, rollata poi da Fanocchi, che serve Mognetti, la velocità di Mognetti. Prosch, chiamata in causa per la prima volta, fa una grande cosa e rimanda il pallone dal proprio portiere, riottenendo il possesso. Brenna, Bonato, Bonato rischia qualcosina, poi lo scarico per Ruzzu, ancora da Prenna. C'è largo Spitaler che si fa vedere, viene servito Prosch, poi palla rimpalla addosso al direttore di gara. Viene rimessa in gioco, la va a controllare proprio Ruzzu.
Continua dunque la manovra offensiva del Bolzano che sta schiacciando il Veneto in cerca del gol del pareggio del 2-2. L'esterno piede addirittura sbagliato, però la palla regalata a Cavalletto che si prende una buona rimessa. Giocatore molto dinamico, Matteo Ruzzu, che ha conquistato l'ennesimo calcio di punizione. Sta dimostrando grandi cose in questo secondo tempo, dato che non è partito titolare, ma è entrato solamente nella ripresa. Però sta facendo vedere grandi cose. Bonato rischia qualcosina contro Casanova. Sradicato il pallone dai piedi di Meraner, poi attenzione perché è di nuovo il Bolzano ad attaccare. Ruzzu subisce fallo, anzi no, la palla comunque rimane fra i piedi del Bolzano. Esmail, Pren, Osanna da Spitaler, Bonato, Prosh, anzi Pren, la palla lunga verso Esmail, il controllo col destro, scivola il difensore, poi si scontrano. Nord e Prosh prende un brutto colpo Casanova, attenzione intanto perché c'è Fanocchi che se l'è allungata troppo, però non riesce ad inseguire il pallone, ha provato ad autoinnescarsi. C'è un giocatore a terra, l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Allora, non dobbiamo... È blu lì, ragazzi. Facciamo un po', Mancano 8 minuti al termine della partita. Pren va dietro da Bresolin. Bonato sventola direttamente da Prosh che tenta di scappare via. Corrà non è d'accordo e ingloba il pallone. Pren si rifugia rimessa laterale per scongiurare eventuali rischi. Altro cambio per il Veneto. Esce Drigo dopo una buona partita al suo posto da Rold. Anche lui centrocampista, militante nel campionato elite degli allievi under 17. Casanova, l'arbitro concede il cambio rimessa, anzi no, fa ripetere la rimessa ai veneti. Casanova ancora, va sul fondo, poi la palla in mezzo, controllo così di Fanocchi. Pren fa buona guardia, Bresolin, Bonato, c'è Esmail tutto libero sulla fascia, chiede il pallone più volte. Ruzzu, ancora Bonato, il lancio a cercare l'inserimento di Dustin, di Marcus.
Altro cambio per gli altoatesini. Plunger pronto a entrare al posto di Meraner. Una bella partita da parte di Benjamin Meraner. Ha mostrato grande qualità. Mancano ormai 5 minuti alla fine della gara, più recupero, la palla in mezzo, Corrà esce con i pugni, poi Mustafa a cercare il contropiede, a cercare l'inserimento di Casanova, la velocità di Casanova che tocca per ultimo. Comunque rimessa per i Bolzanini già battuta. Pren, Ruzzu, Marcus, la palla in mezzo, sicuro nell'intervento il capitano Pietro Battagliotto. Grande partita da parte sua. Proprio ne è entrato Plunger a battere. Tanto movimento sulla panchina altoatesina che vuole a tutti i costi agguantare il risultato. La palla in mezzo di Plunger. Ruzzu dietro da Spitaler, il traversone allontanato da Tessariol che forse si fa anche male. Palla rimane lì e poi a conclusione bloccata da Corrà che spazza via il pallone. Crampi per Tessariol. Pronto a entrare Alessandro Oliver al posto di Tessariol che esce per crampi, si era fermato poco fa, ha costretto il direttore di gara a fermare il gioco. Però quando tu tira la presa, poi lo attacchi, però non subito, gliela diamo, la fai scoppare e poi andiamo. Diamo il portiere, non la buttiamo fuori, diamo il portiere. Diamo il portiere forte, appena che lì lo attacchiamo, ma non facciamo prendere, ok? Via! Dai, porta su! 2 minuti e 15 circa alla fine della gara. Più recupero. Lungo Corrà. Spitaler ad anticipare Mustafa e a concedere rimessa laterale da metà campo ai veneti, ancora in vantaggio per 2-1. Attenzione qui al contropiede, per il controllo è sbagliato di Osanna e dunque rimessa laterale per i veneti. Prosch tenta di servire Ismail, l'anticipo puntuale di Gianeselli, poi Bonato rischia qualcosa perché c'è Casanova che si prende la rimessa utilizzando il fisico e utilizzando anche tanta esperienza. Gianeselli invita il compagno ad avvicinarsi, poi va a lungo verso Casanova, ad anticiparle Bonato che la spazza via. Cavalletto, Prena lontana, Ruzzu, Esmail ha preso un colpo Ruzzu, concesso inizialmente in vantaggio il direttore di gara e anche il cartellino giallo per il numero 8 Fanocchi, entrato nella ripresa. Bresolin, quando mancano 30 secondi
Alla fine ovviamente il direttore di gara concederà il recupero, visti tutti i cambi che ci sono stati e visto la rete di Giovanni Visentin del 2-1, preso lì in avanti. Arriva per primo Fanocchi, colpo di testa un po' indeciso del numero 8, che poi la controlla, lotta con Ruzzu, che si prende la rimessa laterale. Esmail anticipato da Gianeselli, ancora rimessa laterale per i Bolzanini. Plunger a battere. La palla in mezzo, rimane lì e poi Ruzzu tenta la conclusione difficile, ma viene respinta da un avversario. Poi Dustin Marcus. Sette minuti di recupero concessi il direttore di gara, quindi ne avremo ancora per un po', e i veneti devono stare attenti a custodire il vantaggio per altri 6 minuti e 15, che Bolzanini hanno tanta voglia di pareggiare i conti e di portarsi quantomeno un punto a casa. Prima sfida, ricordiamo, è finita sul punteggio di 1-1 dell'Under 15. L'Under 17 invece sta vedendo trionfare i veneti meritatamente. Attenzione, la palla per Casanova che tenta col destro, ma viene respinto dalla difesa avversaria. Marcus, prima di tutti, ripulisce e va da Bresolin. Bonato per gli ultimi assalti di questa partita, mancano 5 minuti e mezzo. Plunger, lungo verso Porsche, con la testa cerca di controllare meglio il pallone, poi commette fallo. Grandissima cosa qui di Mustafa, che dopo aver segnato il gol del vantaggio si è praticamente sacrificato per la squadra, scendendo molto, e adesso si è preso un fallo preziosissimo per la sua squadra per guadagnare secondi importanti al fine di portare i 3 punti a casa. Fanocchi scappa via sulla fascia sinistra, punta 2 uomini, li salta entrambi, Fanocchi col destro, la conclusione è debole, Bresolin la fa sua, rinvio lungo per accelerare i tempi. Bonato va a lottare con Mognetti, che riceve i complimenti da parte della propria panchina. La rimessa laterale ancora per Bolzano. 4,5 alla fine. Non gestito nel migliore dei modi questo possesso da parte degli altoatesini, che regalano la rimessa ai veneti. La palla lunga, attenzione perché c'è Mustafa che ne ha ancora, col sinistro, Samuel Mustafa. La gara è tutta sua, mamma mia che partita, da parte del numero 13, che trova la doppietta e mette il sigillo alla vittoria dei veneti al 43esimo minuto. Il gol del 3-1 di Samuel Mustafa, l'abbiamo elogiato poco fa, proprio perché si è speso tanto per la squadra, si è sacrificato tanto, ha fatto il classico lavoro sporco e adesso ha trovato una doppietta meritatissima al fine di portare 3 punti alla sua squadra. Bolzanini ci hanno provato in tutti i modi, ma non hanno creato grandi pericoli, non hanno impegnato più di tanto Corrà, che a parte qualche lancio lungo intercettato non ha fatto grandi parate. Adesso la gara si avvia verso i binari della conclusione e il Veneto ha messo il sigillo alla vittoria con la doppietta di Samuel Mustafa. La palla ancora per il numero 13 che prova a sgusciare via, viene fermato stavolta. Spitaler, Porsche, Osanna, la palla ancora per Spitaler che passa, la tiene in campo, sì, palla per del Veneto, la rimessa laterale, avrebbero voluto sicuramente il fallo i veneti, anziché concedere quest'ulteriore possesso agli avversari. Spitaler a battere la rimessa, la palla dentro, rimane lì e poi la
Arriva Dustin Marcus a controllarla. Si prende un'ottima rimessa laterale, si fa forse anche un po' male qui. Il numero 9, il più giovane in campo, tra l'altro unico, classe 2009 della partita. 2 minuti e spiccioli alla fine di questa partita. La battuta lunga, la papera di Corrà, si ostacolano l'estremo difensore veneto e Battagliotto e la palla entra in porta. Tra l'altro se l'avessero lasciata andare entrambi il gol sarebbe stato annullato, perché non si può segnare direttamente da rimessa, ma in quanto c'è stata la deviazione dell'estremo difensore o forse del capitano veneto, il gol è stato dato giustamente ai bolzanini, che rimettono in discussione il punteggio. L'arbitro concede un minuto in più, visto il gol dei bolzanini e visto anche il gol di Mustafa. Battagliotto, la palla avanti, Casanova il controllo difettoso, poi Mustafa in fuorigioco, tenta di perdere un po' di tempo ma Bonato lo respinge. Bresolin, 2 minuti al termine, formazione bolzanina ci crede, la palla in avanti, attenzione perché c'è Dustin Marcus qui stavolta, arriva Nardo prima di tutti e Corrà stavolta arriva più deciso rispetto alla conclusione, se così possiamo definirla, di prima. Prende per Mognetti, anticipato, poi Ruzzu, si gira il numero 18, benissimo qui Gianeselli a controllare questo pallone, anche lui ha fatto tanto lavoro sporco e si prende la rimessa laterale. Manca veramente pochissimo, 1 minuto e spiccioli, con il risultato che è stato rimesso in discussione dai bolzanini, che hanno trovato il gol del 3-2 su una papera difensiva tra Battagliotto e il portiere Corrà. Mustafa lotta sulla bandierina, anzi Fanocchi riesce a rimandarla avanti e comunque mantenere questo possesso. La palla in mezzo, attenzione, si gira Casanova, Bresolin arriva prima, la conclusione non era sicuramente irresistibile, anzi era stata smorzata probabilmente da qualche deviazione. La palla lunga verso Marcus che va avanti, Battagliotto di testa sicuro. Dai arbitro, sono passati 3 minuti, non 1, non far sempre protagonista. Bolzano ci crede ancora, Battagliotto concede l'ultima occasione agli avversari. L'assalto finale dei bolzanini sul calcio d'angolo concesso dal capitano Battagliotto. Quando siamo proprio all'inizio del 48esimo minuto esce dalla porta anche Bresolin per cercare di riagguantare il risultato. Porsche a battere in mezzo, palla proprio verso Bresolin, ma esce puntuale il portiere. Poi attenzione, l'arbitro fischia alla fine della gara, mentre c'era il numero 9 veneto pronto a partire per mettere il definitivo sigillo alla sfida e segnare il gol del 4-2, tra l'altro a porta completamente sguarnita, visto che Bresolin era salito. Il risultato finale è di 3-2 della sfida, doppietta di Mustafa e il gol di Visentin per i veneti. L'autogol di Corrà, che vale il secondo gol del Bolzano, il primo invece messo dentro da Baicorà. Noi vi salutiamo e ci risentiamo tra un'ora per la sfida tra Bolzano e Veneto femminile Under 23. Un saluto da Giovanni Indovina.